vi ringrazio prima di tutto di essere presenti a questo ciclo che alcuni di voi ricorderanno è cominciato soffermandosi su figure che possiamo definire architetti, anche se in realtà si trattava di uomini di cantiere. Parlando di un periodo immediatamente successivo al periodo che ci ha descritto Paola Placentino, introduco un soggetto nuovo, il cannone. Il cannone è più che il cannone. Il cannone, come vedremo, modificherà molti aspetti al di là dell'arte della guerra. Influirà sulla forma delle città, come vedremo, e anche sulle professioni, sui profili professionali. Il cannone, l'artiglieria, variamente denominata spingarda, bombarda, bocca di fuoco, porta con sé tutta una serie di ragionamenti e di, come dire, di prospettive e di riflessi sul piano dell'organizzazione che vanno, come ho detto, ben al di là dell'arte della guerra. Introduce nuove competenze, la balistica ad esempio, vedremo, avrà un'influenza molto forte nell'introdurre una serie di saperi nuovi o modificati, la geometria e le stesse matematiche. L'introduzione del cannone cambia le regole della difesa. Per tutto il Medioevo le mura avevano un carattere alto e sottile, come vediamo nella bellissima cinta di Montagnana che ancora sopravvive. Questo tipo di mura doveva resistere ad un assalto che era compiuto con le scale o con le catapulte, quindi più alte erano le mura, più si poteva respingere. Con il cannone cambia tutto, le mura devono diventare basse e di grande spessore, devono resistere ai colpi di bombarda. Ecco, vediamo che nell'iconografia urbana le mura alto sottili resistono a lungo. Qui vediamo un'immagine cinquecentesca di Novara ritratta con le mura medievali, anche se in realtà era in corso un processo di trasformazione profondo. Poitiers, lo stesso, vedete le mura alte e sottili, ma questa immagine di Milano, pur essendo assai bruttina nella qualità, come potete vedere, però è interessante perché mette a confronto i due tipi di mura. La cinta più interna, quella che a Milano prende il nome di Cinta dei Navigli, ha ancora il carattere delle mura medievali, mentre la cinta più esterna, quella che prenderà il nome di bastione, e bastione è un termine nuovo introdotto da questo nuovo tipo di tecnica. Il bastione è una parte avanzata della cinta muraria per poter avere dei fuochi ravvicinati rispetto al nemico che si sta avvicinando. Tutto questo avviene in un periodo che possiamo collocare tra l'ultimo scorcio del 400 fino alla fine, è molto difficile da stabilire. Vi dicevo, vi erano armi nate per il primo tipo di mura, la catapulta è l'esempio più lampante, ed è interessante rileggere l'opera di Leonardo. Leonardo ha disegnato molte macchine da guerra, le quali si collocano veramente nella transizione. Alcune, come questa immagine di una scala mobile, sembra evocare altri tipi di oggetti, evocava appunto il sistema all'antica, come si dirà, o le catapulte da lui disegnate. Altri congegni invece già si riferivano al nuovo sistema basato sulle bocche di fuoco, queste macchine rotanti, questa grande fantasia sua applicata ad una serie di sistemi che già tengono in conto le bocche di fuoco. Ma introduco qua quello che sarà uno dei temi portanti di quello che cercherò di dire. Noi abbiamo visto l'ultima volta l'architetto vitruviano, definito secondo delle categorie molto precise: la conoscenza dell'architettura degli antichi, mediata da Vitruvio, costituisce il sapere, il bagaglio di colui che si candida in esclusiva ad essere il princeps nel mondo della costruzione.
La domanda che ci poniamo e che attraverserà tutto il Cinquecento è la seguente: ma questo architetto che abbiamo visto così ben definito rispetto alle architetture di carattere civile può anche occuparsi di questi nuovi congegni, nonostante aspetti del tutto nuovi e anche nonostante una serie di elementi direi che richiedono competenze diverse da quelle che erano tradizionalmente attribuite all'architetto vitruviano. Abbiamo tutta una serie di trattati, a cominciare da quello di Francesco di Giorgio Martini, siamo nell'ultimo quarto del Quattrocento, i quali rivendicano all'architetto vitruviano la capacità, la possibilità di operare anche rispetto al nuovo problema delle fortificazioni e di tutto ciò che comporta l'introduzione delle bocche di fuoco. Sono trattati che prendono il nome di trattati di architettura civile e militare. Ancora si parla di architettura militare, non si parla ancora di ingegneria. Ingegneria, vedremo, sarà un termine che lentamente andrà a sostituire il termine architettura militare. Il termine ingegneria darà poi luogo al termine ingegnere. Ma da dove viene questa parola? Viene dal tardo latino ingenium, che significava macchina. L'inglese, per una volta, è come dire, testimone di questa parola. La parola engine in inglese, che vuol dire appunto macchina, uno dei tanti modi per dire motore macchina, conserva questo etimo. L'ingegnere, l'ingegneria ha a che fare quindi con le macchine in senso lato, badate bene, noi oggi abbiamo una definizione più riduttiva di macchina, qualcosa che si muove, che è azionato da un sistema a scoppio o elettrico. In questo caso è qualcosa che si materializza attraverso il nuovo modo di concepire l'arte della guerra. Quindi il trattato di Francesco di Giorgio, 1475 più o meno, è uno dei primi trattati che accanto alle disposizioni relative alle costruzioni di tipo civile, abbiamo visto teatri, ville, edifici a varia destinazione, aveva anche una parte destinata alla nuova arte della guerra. Disegnare secondo questo nuovo indirizzo non significa, badate bene, creare soltanto, disegnare dei fortilizi, dei sistemi fortificati. Questo porta con sé tutta una serie di problemi, e lo vedremo in seguito sempre di più, legati al rilievo del terreno, legati a quella che poi sarà la cartografia necessaria per disporre le macchine da guerra. Ad esempio, pensate al rilievo. Il rilievo diventa un elemento molto importante nella strategia bellica, perché conquistare un rilievo e piazzare un'artiglieria sopra appunto un elemento che esce come dire, da una pianura costituisce un elemento strategico importante. Quindi Francesco di Giorgio rivendica all'architetto questa capacità di occuparsi anche degli aspetti legati alla macchina militare. È interessante notare che il trattato di Francesco di Giorgio Martini, che avrà diverse edizioni, avrà grande successo, viene pubblicato fino alla prima metà dell'Ottocento, nel tempo però cambia il titolo, non è più trattato di architettura civile e militare, ma trattato di architettura civile e di ingegneria militare. Ingegneria militare, vedremo, dopo un po' diventerà un pleonasma. Già la parola ingegneria indica una attitudine, indica una vocazione legata ai meccanismi, alle macchine belliche. Ecco, nei disegni di Francesco di Giorgio ritroviamo l'uomo vitruviano che ci aveva mostrato Paola Placentino, e vedete ad esempio in quell'immagine a destra, con quella figura umana che tiene in testa una specie di torre, vedete come la figura umana è iscritta dentro un fortilizio alla moderna. Ecco, introduco questo termine alla moderna, che indicava appunto fortilizi disegnati per resistere alle armi da fuoco. All'antica sono le mura, i sistemi di difesa che abbiamo visti prima, rappresentati a Montagnana o in altri esempi simili. Naturalmente nel trattato di
Francesco Di Giorgio ci sono molti elementi che riguardano l'architettura civile, anzi è la parte preponderante. Vedremo poi come nel tempo la parte dedicata all'architettura militare diventi una specie di addendum, quasi un corpo estraneo rispetto al corpo fondamentale del trattato legato appunto ai temi dell'architettura civile. Ma veniamo a Serlio. Serlio è particolarmente interessante secondo me perché pubblica uno dei trattati di maggior successo e di maggior diffusione anche all'estero, tant'è che Serlio lavorerà nella prima parte della sua vita in Italia, poi in Francia e anche in altri paesi europei, ma i suoi 7 libri dell'architettura, qui vediamo il frontespizio del terzo libro, sono tutti dedicati all'architettura civile, ma a questi però aggiunge un 8º libro dedicato all'architettura militare. Rivendica quindi all'architetto vitruviano questo compito, ma ne crea una sorta di appendice e significativamente questo 8º libro viene aggiunto quando Serlio è in Francia, è a Lione, al servizio del re di Francia. Vedremo come la Francia diventerà la culla di questo nuovo modo di intendere l'architettura militare o ingegneria. Ma veniamo a Vasari. Vasari a metà del Cinquecento pubblica questa notissima e ricchissima di successo pubblicazione, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. Nel fare questo, Vasari di fatto relega, lo fa inconsapevolmente, relega l'architetto alla sfera del bello, lo unisce, lo apparenta alla scultura e alla pittura, come del resto accadeva nei fatti. Moltissimi degli architetti di cui vi ha parlato Paola e di cui parleremo sono anche pittori o scultori. È inevitabile che Vasari assuma questa sorta di comunanza tra le arti belle. Ecco, ma il concetto di arti belle, vedremo nel tempo, relegherà sempre più l'architetto nella sfera del bello, lasciando ad un suo collega e contendente la sfera dell'utile. Sempre più la sfera dell'utile si allontanerà dal mondo dell'architettura per essere occupata da altri. E le stesse accademie si profilano già alla fine del Cinquecento, abbiamo visto a Roma l'Accademia di San Luca alla fine del Cinquecento, in Francia nel Seicento, le accademie tengono insieme architetti, pittori e scultori nel concetto appunto di Beaux-Arts, di arti belle. Naturalmente Vasari insiste molto su quegli architetti che sono anche architetti militari, no? È molto attento a questo aspetto e infatti ci parla molto di Baldassarre Peruzzi, che è stato anche, non è stato soltanto un architetto, qui vediamo il famoso palazzo Chigi alla Lungara, ma è stato anche costruttore di fortificazioni, la Rocca Sinibalda, che in realtà è il rifacimento di un sistema di rocche medievali, come vedete. O soprattutto Michele Sammicheli, di cui abbiamo già parlato nell'ultima lezione. Michele Sammicheli ha un compito molto importante di primo architetto rispetto a un sistema di fortificazioni che coinvolge l'intera Repubblica Veneta e che troverà nella costruzione del sistema difensivo di Verona uno dei punti più importanti e più espliciti. Sammicheli è anche architetto nel senso pieno della parola, come ci ha detto Paola Placentino, è autore di edifici come Palazzo Grimani a San Luca, che qui vediamo, dove dimostra una padronanza perfetta dell'arte alla maniera degli antichi, ma contemporaneamente disegna e progetta il Forte di Sant'Andrea a Venezia, usando in parte anche dei partiti architettonici simili o comunque confrontabili. Quindi è un architetto a tutto campo che sa agire in entrambi i campi. Sammicheli rispondeva a Francesco Maria della Rovere, che è stato il
era il capitaneo generale della Repubblica Veneta, nominato dopo la sconfitta di Agnadello della Lega di Cambrai, che procede ad un sistema di ridefinizione delle fortificazioni a scala dell'intera Repubblica Veneta, con un'attenzione particolare ad alcuni gangli come Verona e soprattutto alcune zone, alcuni punti dei territori d'oltremare come Corfù, Famagosta o altri luoghi molto importanti. Per un approfondimento di questo vi consiglio il libro di Ennio Concina, La macchina territoriale, che rimane ancora un testo ineguagliato su questo aspetto. Ma verso la fine del Cinquecento appaiono i primi trattati di artiglieria e qui non c'è posto per l'architettura. I trattati di artiglieria, che sempre più hanno anche una parte che è dedicata al sistema di fortificazioni, introducono un concetto completamente nuovo. L'arte della guerra, nei suoi riflessi costruttivi, nei suoi problemi che sono legati al rilievo e alla geometria, è questione che non riguarda l'architetto, che non riguarda l'architettura, è questione altra che deve riguardare una nuova figura. Vediamo immagini di cannoni alla fine del Cinquecento. Ecco, la balistica, un problema di non poco conto dal punto di vista scientifico, è una sorta di leva per l'introduzione di tutta una serie di sistemi di carattere matematico. Qui il discorso si farebbe molto lungo, si ripescano testi antichi, Talete, Pitagora, ma anche testi arabi. C'è in corso una polemica sul fatto che la tradizione araba abbia pesato o meno sullo sviluppo di queste scienze, che trovano nella Francia del XVI e soprattutto del XVII secolo la loro culla. Molta della matematica e della geometria che noi oggi mastichiamo comunemente è figlia o comunque legata a questa rivoluzione legata alle macchine da guerra. Nasce la figura dell'ingegnere del re. Vedete questa immagine della fine del Seicento, le roi avec ses ingénieurs, il re e gli ingegneri. Attorno al re e alle sue campagne, alle proprie volontà espansionistiche, nasce un corpo di ingegneri, un corpo di consiglieri che appunto ai suoi ordini conducono non soltanto rilievi, misurazioni, ma soprattutto progettano piazzaforti come quella che vediamo qui. Qui vediamo un'immagine di un ingegnere del re ritratto con grande orgoglio. In Inghilterra, parleremo dell'Inghilterra alla fine di questa breve lezione, addirittura gli ingegneri militari assumeranno e ancora oggi assumono il termine di Royal Engineers. Sono gli ingegneri reali per eccellenza, per questo rapporto diretto con le volontà del re. E sempre più questa figura si qualifica secondo propri indirizzi, secondo proprie specificità. Ho detto il rilievo e la cartografia diventano un elemento fondamentale del suo sapere e soprattutto del suo saper fare. Abbiamo tante immagini di questo genere tra 6 e 700 che ritraggono gli ingegneri del re o ingegneri misuratori. A volte i due termini sono equivalenti. E gli ingegneri cominciano anche a disegnare piante di città. Questa è una delle prime che io conosca, La Rochelle, dove ovviamente ciò che interessa è il sistema di fortificazione, la parte interna è del tutto trascurata. E questo diventerà un modo assai diffuso di rappresentare le città, soltanto attraverso il loro profilo fortificato. Leonardo da Vinci, con la sua straordinaria capacità di precorrere i tempi, di usare tecniche che poi saranno impiegate da altri, già all'inizio del Cinquecento produce questa bellissima pianta geometrica, si chiamavano piante geometriche, della città di Imola, allora del duca di Riario. Ecco, la carta geometrica diventa un fondamentale strumento per
la guerra, sia per la guerra che per la difesa, no? Non a caso ancora oggi la cartografia è patrimonio dei militari. In Italia abbiamo l'Istituto Geografico Militare, non a caso ancora questa ipoteca resiste, perché innanzitutto le carte devono servire alla guerra, alla difesa e all'attacco. Naturalmente ci si sofferma sui punti più delicati o sui punti dove si intende realizzare una base militare, come qua nel caso della rada di Tolone. Siamo all'inizio del 1600, alle soglie di quella che sarà la principale base navale della Francia sul Mediterraneo, Tolone. E contemporaneamente nasce questo modo di rappresentare in rilievo, questo è sempre Tolone, è il progetto per Tolone, che compare nella raccolta Plan Relief, di cui parleremo tra poco. Vedete, in questo caso si raffigura con estrema precisione non soltanto il sistema difensivo, ma anche la città interna, con grande dettaglio. Naturalmente l'attenzione è soprattutto sulle città, sui centri che hanno una funzione militare. Qui vediamo Brest, che diventerà uno dei principali, se non il principale, porto militare del nord della Manica. E questo bellissimo progetto di età napoleonica non realizzata, Port Napoléon, che è stato disegnato dagli ingegneri militari alla fine del Settecento, in età napoleonica. Ecco, gli arsenali, abbiamo fatto un accenno a Tolone, l'arsenale diventa un luogo molto importante per la trasmissione del sapere. Molti ingegneri, in assenza di scuole ad hoc, nasceranno più tardi le scuole ad hoc, si formano attraverso un contatto diretto con tecniche costruttive che hanno a che fare con l'artiglieria e con la difesa navale. Gli arsenali non sono soltanto un luogo di produzione, ma sono anche luogo di trasmissione delle tecniche. Vedremo come, soprattutto in Inghilterra, in assenza di scuole istituzionalizzate, gli arsenali militari diventeranno uno dei principali luoghi di formazione degli ingegneri militari. Nel frattempo nasce anche la figura dell'ingegnere navale. Tra Inghilterra e Olanda, quello che vedete a destra è un ingegnere olandese, e qui introduciamo un'altra caratteristica dell'ingegnere che lo differenzia fortemente dall'architetto. Mentre l'architetto continua e continuerà a rivendicare una sorta di grande unità del sapere e del saper fare, gli ingegneri accetteranno, e ancora oggi accettano, il criterio della specializzazione. Ingegneri idraulici, ingegneri navali, ingegneri minerari, spesso tenuti dentro un unico involucro, come se si trattasse di una figura una e plurima, se mi consentite questa espressione. E così su queste basi si formerà l'École Polytechnique alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, con cui concluderemo questa lezione. Polytechnique, cioè aperto alle diverse tecniche, ai diversi problemi posti da una società in trasformazione, ma a partire da un medesimo sapere, da un medesimo secretum. Ecco, la cartografia serve anche per disegnare i luoghi dove il re e i suoi generali dispongono le truppe. No, vediamo molto bene da questa carta seicentesca. Non a caso si parlerà di teatro di guerra. Io ho sempre pensato che il termine teatro di guerra nasca da rappresentazioni come questa, dove vediamo il re al centro, i suoi aiutanti al lato, la città che si apprestano a difendere, che è rappresentata sia ad attaccare, scusate, Ypres, siamo nelle Fiandre, sia come dire, in 3 dimensioni, sia in 2 dimensioni, mettendo bene in luce, nella parte superiore, il sistema complesso delle fortificazioni. Nascono sempre di più dei trattati, vedete qui siamo arrivati in pieno 600, dove si parla di architettura, ma in realtà lo scopo è quello di
preparare dei tecnici che sappiano disegnare delle architetture militari, delle fortificazioni e nient'altro. Non si parla di architettura di tipo civile. Possiamo chiamarli manuali di ingegneria. E ne nascono tanti, vedete, l'architecture militaire moderne ou fortification, no? Questi sono Matthias Doggen, è olandese ma pubblicava in francese. Molti di questi trattati si pubblicano a Venezia, tra l'altro, nonostante l'autore sia collocato ben lontano, come in questo caso. Ecco, qui vedete si parla e si disegnano le strutture difensive, ma non soltanto le strutture difensive, vedete anche tutto ciò che poi farà parte del compito a cui sono chiamati gli ingegneri militari. La costruzione di ponti, ad esempio, di ponti rapidamente montabili e rapidamente smontabili. La geometria, no? La geometria entra fortemente in tutto questo. La geometria ottiene grandi sviluppi nella Francia tra 6 e 700, come ho detto. La geometria proiettiva in particolare è fondamentale per realizzare sbancamenti, per realizzare sistemi fortificati in situazioni che non sono pianeggianti. E, ad esempio Monge, di cui tutti abbiamo in mente una serie di formule e di assiomi, è un matematico francese del Settecento che lavora all'ombra dell'esercito. Pensate che la geometria descrittiva fino alla fine del Settecento in Francia è segreto militare, non si può diffondere, soltanto dopo la rivoluzione francese sarà possibile averne una diffusione come noi siamo abituati a vedere. Ma tutto ciò che abbiamo raccontato, cioè la creazione di un corpo speciale che al tempo stesso analizza, rileva e realizza grandi sistemi fortificati, trova la sua piena realizzazione con il piano di Vauban. Vauban è un generale che lavora per Luigi XIV nella seconda metà del Seicento e che realizza un sistema di fortificazioni assolutamente rivoluzionario. Sostiene che non ha senso difendere le singole città, sostiene che vadano individuati alcuni nodi fondamentali, i quali devono essere fortemente difesi. Ecco, questa è una ricostruzione dei principali luoghi dove Vauban realizza delle vere e proprie città-fortezza. Sono luoghi, come vedete, vicini alle frontiere, vicini al mare, a punti delicati dove è possibile un attacco del nemico. Queste città, qui vedete ad esempio Neuf, scritto in inglese, ma Neuf-Brisach, vicino al Reno, al confine con l'impero, e vedete come l'arte del disegno, l'arte di disegnare fortificazioni, sia arrivato, come dire, alla sua massima espressione. Qui è interessante notare che si disegna anche la città interna. È uno dei pochi casi in cui non si fortifica l'esistente, ma si crea una città-fortezza dal nulla. Vedete questo doppio sistema stellare che permette di avere un sistema di difesa quasi inespugnabile. Qui non lo si legge chiaramente, ma questo sistema richiede anche la creazione di un guasto, cioè la creazione di uno spazio tutto attorno, largo da 200 fino a 1000 metri, dove non è possibile edificare, in modo che il nemico, se attacca, non possa, come dire, nascondersi dietro il costruito, né edificazioni né alberature. Ecco, vedete, nel frattempo si fortificano alcune città come Nancy, siamo sempre vicini alla frontiera con l'impero, e qui vedete un doppio sistema di fortificazioni, uno interno che prenderà il nome di cittadella, cioè una sorta di ridotto dove in caso di attacco
nel caso che l'attacco abbia successo, i difensori possono rifugiarsi nella parte più munita, nella cittadella. Ecco, vedete, Vauban otterrà dal re i galloni di nobile e questo è una restituzione dello stemma di Vauban, il quale riproduce, come vedete, una sorta di sistema fortificato nello stemma stesso. Vedete, c'è un rapporto tra questo plastico e lo stemma di Vauban. Sarebbe molto lungo e non avrebbe senso descrivere tutto ciò che si compie sotto la guida di Vauban nella seconda metà del Seicento e andrà anche oltre Vauban, anche nei primi anni del Settecento. Ma ad esempio la città di Briançon, siamo nelle Alpi, non lontano dal confine con il Ducato, il Regno di Savoia, è diventata Ville Vauban. Adesso c'è una sorta di utilizzazione a scopi culturali turistici dello stesso Vauban. Briançon è una bella città collocata in una bella posizione e la visita alle mura, al doppio anello, è diventato un elemento di attrazione turistica. Anche Besançon, come vedete qua, è una città estremamente munita da Vauban e dai suoi collaboratori. Qui vediamo sempre Briançon, Besançon, Briançon, vedete dei pezzi di mura, di bastioni e controbastioni. Ma la cosa arriva anche oltre le Alpi. Qui vediamo Torino. Torino, come voi sapete, per lungo tempo è stata una città fortificata. Aveva, prima di diventare capitale del regno di Savoia, era l'avamposto fortificato dei Savoia nella pianura padana. In realtà il baricentro del regno era al di là delle Alpi, quella che oggi si chiama Savoia. Torino era lì perché stavano a guardare quello che succedeva in una situazione molto tormentata e senza, come dire, una forte attore come era la pianura padana nel Seicento. Ma vi ho detto che l'introduzione del sistema basato sul cannone introduca modifiche profonde nelle città, anche quando non si tratti di città fortificate. L'avere creato delle città fortezza ai margini del regno fa sì che nelle altre città, a cominciare da Parigi, le mura possano essere demolite e trasformate in passeggiate sopraelevate. Qui vediamo un'immagine della fine del Seicento in cui si inizia attorno a Parigi a costruire quelli che prenderanno il nome di Grand Boulevard. Si chiamano Grand Boulevard non perché sono più grandi degli altri, ma perché sono stati i primi ad essere realizzati e perché sono in alcuni casi, non in tutti, sopraelevati. In altre parole, sono usati i detriti della demolizione per creare una parte sopralzata e questo modello sarà ripetuto in molte città, penso a Milano, a Parma nel Settecento, per creare quello che prende il nome di stradone o passeggiata panoramica sulle ceneri dei bastioni. Ed è un fenomeno che toccherà la città europea per un lungo periodo, diciamo da Vauban, cioè dalla metà del Seicento fino ai primi anni del 1900. Mio padre, che era nato nel 1920, aveva un vago ricordo da bambino delle mura di Modena mentre venivano demolite. Quindi un fenomeno di lungo periodo che toccherà la quasi totalità delle città europee. Vi ho parlato, ho fatto un breve accenno al museo Plan Relief, che è una straordinaria sezione del Musée de l'Armée, del Museo dell'Esercito. Qui curiosamente vediamo al tempo stesso il modellino e il luogo dove il museo sta, cioè l'ospedale degli Invalides, quello che era nato, che Napoleone crea per i reduci feriti delle campagne e che oggi custodisce un gigantesco museo militare, credo forse il più grande al mondo, una sezione dedicata ai modelli di città e di fortificazioni che a partire da Vauban gli ingegneri realizzano.
È interessante la cronologia di questi rilievi. Comincia con Vauban, cioè comincia verso il 1660 e finisce al 1870, quando la mongolfiera, l'uso militare della mongolfiera, quindi le prese fotografiche dall'alto, sostituiscono questo tipo di restituzione. Ce ne sono di magnifiche, ad esempio Roma nel 1848 è ritratta per intero in scala 1:100. I francesi, come voi sapete, interverranno pesantemente a Roma e saranno coloro che faranno piazza pulita della Repubblica Romana di Mazzini e Garibaldi. Ma vediamo ora, come dire, il riscontro sul piano della letteratura tecnica. Belidor, che è noto soprattutto per l'architettura idraulica, è citato come grande teorico, come primo grande, il primo, adesso non vorrei dire delle castronate, ma uno dei primi grandi trattati di idraulica, di ingegneria idraulica o architettura idraulica, ma in realtà Belidor si è occupato di una grandissima quantità di problemi tecnici a partire dai problemi militari di difesa. Ecco, vedete, è molto interessante il titolo di questo manuale del 1754, ma credo che sia stato ripubblicato, infatti, Nouvelle Edition, La scienza degli ingegneri nella condotta dei lavori di fortificazione e l'architettura civile. Ecco, qui siamo a un punto molto importante. L'ingegnere a questo punto, nella sua grande capacità di rispondere alla domanda che il re e il sistema militare pone, intende anche andare oltre lo specifico dell'architettura militare. Si candida ad essere interprete dell'architettura civile, come vediamo anche se in caratteri minori nel titolo di questo trattato. Belidor ha delle tavole particolarmente belle, particolarmente affascinanti, dove secondo me c'è anche una cura architettonica, se mi consentite il termine, nel disegno dei dettagli. Belidor è molto attento anche ai sistemi costruttivi, al modo di realizzarle, no? Ci sono pagine e pagine, ad esempio, sui terrapieni, i muri di contenimento, quindi qualcosa che va ben al di là della mera architettura militare. E poi particolarmente interessante, secondo me, è l'inizio di questo dizionario portatile dell'ingegnere, dove appunto in questa sorta di frontespizio c'è una dichiarazione iniziale dove appunto l'ingegnere rivendica a sé l'universo del costruire. Dictionnaire portatif de l'ingénieur, où l'on explique i principali termini delle scienze più necessarie all'ingegnere scavatore, aritmetica, architettura militare, algebra, geometria, architettura civile. Eccoci al punto. Carpenteria, serrature, architettura idraulica, fortificazioni, attacco e difesa delle piazzaforti, miniere, artiglieria marina, pirotecnia, praticamente tutto, ma c'è l'architettura civile, questo voglio sottolineare. Dictionnaire de l'ingénieur, il libro è molto interessante perché ci sono molte voci e alla voce architettura, appunto, si parla di una sorta di necessità di ricondurlo al campo dell'utile, tralasciando gli aspetti unicamente dedicati alla sfera del bello. Con un certo ritardo rispetto a quello che abbiamo visto, nascono le scuole militari. Qui siamo a Parigi alla metà del 1700, l'École militaire viene fondata nell'antico regime, poi sarà profondamente il tutto sarà profondamente cambiato da Napoleone 50 anni dopo, il quale getterà le basi di un sistema di accademie militari che più o meno ancora oggi esiste in Francia. Ecco, la scuola militare di Fontainebleau, che era stata fondata già in antico regime, viene potenziata da Napoleone e diventa la scuola militare per eccellenza. Variamente trasformata nel tempo, ha dato origine a quella che è l'Accademia Militare oggi, l'Académie Militaire de Saint-Cyr, che non è lontana da Fontainebleau.
resterà, vedremo, sull'ingegnere questa ipoteca militare. L'ingegnere è stato tenuto a battesimo dal problema delle costruzioni militari e da tutto ciò che ne comportava, le tante discipline che concorrevano alla costruzione militare, ma non si libererà, se mi consentite questa espressione, di questa ipoteca iniziale. Soprattutto in Francia vediamo molto bene questo legame tra la ragione militare e lo sviluppo dell'ingegneria. L'École Polytechnique, che per molti rappresenta, come dire, il punto d'arrivo di una serie di avanzamenti sul piano della scienza e della tecnica, l'École Polytechnique fondata da Napoleone nel 1802 riassume questi termini. È una scuola civile, non è una scuola che forma militari, ma forma ingegneri civili, ma continua ad avere un'impronta militare. Gli allievi della scuola, intanto lo vediamo già dall'effigie che sta sopra l'ingresso, dove compaiono anche oggetti che fanno parte della difesa. Questo è l'interno, e vediamo che una volta all'anno gli allievi dell'École Polytechnique ancora oggi sfilano in divisa, e fino a non molto tempo fa, quando c'era la leva obbligatoria, chi frequentava l'École Polytechnique aveva di fatto adempiuto agli obblighi di leva, e fino a che non è stato aperto all'esercito l'accesso alle donne, le donne non potevano accedere all'École Polytechnique. Questo è chiaramente un segno di questa che ho chiamato un'ipoteca militare, che ancora oggi, soprattutto in Francia, è ben visibile rispetto al profilo dell'ingegnere. Ecco, vedete, queste donzelle in costume militare sono una novità rispetto alla tradizione dell'École Polytechnique. L'École Polytechnique, come ho detto prima, è creata secondo quest'idea di un ingegnere uno e plurimo, cioè c'è una parte comune, soprattutto basata sulle scienze fisico-matematiche, fortissimo approccio di tipo fisico-matematico, questo lo vedremo la volta prossima, costituirà il modello francese contrapposto ad un modello anglosassone molto diverso. Ma vi dicevo, a partire da una comune formazione di carattere matematico e fisico, si accede poi alle cosiddette grandes écoles, a delle scuole specialistiche che sono ponts et chaussées, ponti e strade, quella più vicina al tema dell'architettura civile, o EMIN, cioè o e forêt, acque e foreste, mine e via dicendo. Cioè questa idea della specializzazione che l'ingegnere ha accettato pienamente trova pieno riscontro, pieno riflesso nell'organizzazione dell'École Polytechnique. Il nome stesso, Polytechnique, poly vuol dire tante tecniche all'interno di un unico bacino di conoscenza. Ecco, École Polytechnique è l'ultima immagine di questa scuola. Questa è l'École des Ponts et Chaussées, staccata fisicamente ma legata fortemente all'École Polytechnique. Ma veniamo all'Inghilterra. Abbiamo parlato quasi esclusivamente della Francia, un po' dell'Italia, ma in Inghilterra la storia è completamente diversa. Vedremo come l'Inghilterra avrà una tradizione molto più basata sull'empiria, su un approccio diretto, su un approccio che parte dai problemi e non tanto dal filtro delle matematiche e delle fisiche. Per molto tempo in Inghilterra non ci sarà una scuola per ingegneri. Le uniche scuole per ingegneri saranno le scuole militari, appunto quelle dei Royal Engineers, che possono essere volontari o possono essere, come dire, raffermati, possono essere parte dell'apparato. Le accademie militari, come quella di Woolwich, che è della Marina militare, diventeranno di fatto le scuole politecniche a partire dalla metà del Settecento, quando vengono fondate. E qualcosa di simile avviene anche in Italia. Io vi ricordo che la prima scuola
che si avvicina a un'idea di scuola di ingegneria è l'Accademia Militare di Modena, che viene fondata dai napoleonici nel 1806 e da cui usciranno, per restare dalle parti nostre, veri e propri ingegneri come Pietro Paleocapa e come Giuseppe Jappelli. Sono i primi ingegneri che si affacciano sul mercato, ma hanno una formazione completamente militare, perché non c'è alternativa. Solo più tardi si costituiranno le scuole di applicazione per ingegneri, ma dovremo aspettare l'unità d'Italia. Prima ci sono o le scuole militari o ci sono le scuole, le facoltà, le scuole di fisica e matematica, dove, come dire, l'ingegnere apprende la prima parte, per restare al modello francese. La parte poi applicativa, come dire, è lasciata alla pratica, è lasciata al fatto che l'ingegnere poi deve sul campo acquisire tutta una serie di conoscenze. Nell'Italia unita esisterà il biennio fisico-matematico che si svolge presso le facoltà di matematica e le scuole di applicazione per ingegneri, variamente articolate: ingegneria civile, ingegneria idraulica, ingegneria mineraria, che appunto hanno un carattere, come dice la parola stesso, solamente applicativo, direttamente applicativo. I Royal Engineers, che hanno una ricchissima iconografia. Se voi mettete, come ho fatto io, in internet la parola Royal Engineers, vi escono tantissime immagini come questa di signori in età avanzata o giovanetti in divisa perfetta, immagini di ponti su barche o di altre attrezzature realizzate dagli ingegneri militari. Con la parola genio, io non ho mai capito quale rapporto esista tra la parola ingegnere, che viene, come abbiamo detto, da ingegno, e la parola genio. Genio è il termine con cui si intenderà in italiano e in francese il corpo degli ingegneri militari destinati non alla guerra, ma destinati a opere di supporto, no? Fortificazioni, ponti, rilievi e via dicendo. Tutto quello che abbiamo visto realizzato nel corso di un lungo periodo. Ancora oggi le scuole per le accademie militari come Chatham costituiscono un elemento importante nella formazione dell'ingegnere. Ben inteso, anche l'Inghilterra avrà le sue scuole per ingegneri civili. Il London Polytechnic credo sia fondato nel 1828 o giù di lì, e il Royal College, o che poi si chiamerà Imperial College, è fondato verso il 1874, ma il Royal poi Imperial College è una scuola che non forma soltanto ingegneri, ma anche biologi, credo anche medici o paramedici, insomma un vasto spettro di conoscenze. Concludo questa mia breve, ma forse troppo densa carrellata di problemi, appunto ponendo sul tappeto un tipo di formazione che vedremo la volta prossima entra in conflitto con altri tipi di formazione. L'ho già detto, l'idea che la conoscenza dell'ingegnere si basi su un approccio di tipo fisico-matematico, ma che poi l'ingegnere, a partire da questo, sia in grado di affrontare tutti i compiti che la società richiede nell'ambito della trasformazione dello spazio, diciamo così con un'espressione un po' vaga. Ho detto che l'ingegnere si è, come dire, arrogato il compito di operare nel campo dell'utile, lasciando all'architetto sempre più il campo del bello, e vedremo come nell'Ottocento questo per l'architetto diventerà un vero e proprio ghetto. L'architetto sarà molto limitato nella sua capacità di operare e gli sarà concesso di disegnare facciate, chioschi o piccolissimi edifici, ma non gli si permetterà di intervenire, come dire, negli aspetti strutturali, negli aspetti più propriamente edilizi. E questo, se volete, come vi dicevo all'inizio, ha un'origine lontana, l'origine nelle accademie, nell'idea che l'architetto debba sedere insieme al pittore
e allo scultore in un ambito che abbiamo definito l'ambito del bello, ma che sempre di più si allontana dall'ambito dell'utile.